canale trasmettete? Box on the road. Box? On the road. Tutto attaccato. Scrivete, mi dai una mano I così. prossimi incontri, caschetto si indossa dopo essere saliti sul ring. Grazie. Tutto attaccato. Box, under, No. Fuori secondi. ah. Box? Vai, vai. Adesso. Ah, box on the road. Primo ripresa. Sì. Ok. Eccolo là. Se ti iscrivi, mi dai una mano a propagarla. Sì. Cosa vedi? Vieni. Sì, 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 sì. Questo è un torneo di live contact, o sea, non si può affondare. Este es un torneo, mi gente, de live box, no se puede afondar cuando Eccolo. se pelea porque son no agonistas, no amateur, In palestra. simplemente es una Adesso- actividad de boxeo que se hace para comenzar a entrar a los muchachos en el mundo del boxeo. Por eso pueden observar que el live box, que no afondan, que los golpes no llegan con efectividad, simplemente se tocan. Dimmi. Dimmi, non c'è. Fuori secondi. Ma con chi sei io? Adesso arrivo. Inizio seconda ripresa. La live box nasce come un sport di pugilato, ma senza contatto pieno. Quindi dove los ragazzi devono dimostrare la sua capacità e la sua tecnica. Y tenemos a nuestro Amin El Sajay que combate domani a la Mapuche Team Padova. Vamos a colegarnos y vamos a condividir y vamos a inscribirnos a nuestro canal. Condividite ragazzi. Ricordiamo tutti che non è una gara di pugilato, ma sì è di gym box o live box, dove non si affonda. Simplemente si vede la tecnica e il movimento di difesa, di attacco e di contrattacco. Così viene giudicato questo evento. Recuerda a todos que esto no es una pelea de boxeo normal, es un boxeo de live box, donde se adjudica solamente por la técnica, los expostamentos. Los golpes no pueden ser fuertes, o sea, no se pueden hacer daño mientras se combate. Es solamente live box. Eso, es prácticamente como una exhibición, pero a nivel competitivo. Este es un evento regional con clasifica al torneo nacional italiano que se tendrá en junio en la región de La Marche. Ciao. Non si vede da voi. Ma che era la via? Che via dopo?
ma se sta vedendo il torneo, quindi non lo posso tirare. Ricordo a tutti che Leonardo, il ragazzo rappresentante della squadra Cuba Box, combinazione con Box on the Rock, combatte en el número 5. Usi dell'angolo. Vince l'angolo rosso. Si preparano per la gara 2. All'angolo rosso Fortunato Savino, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria Master 75-85 kg. All'angolo blu Patuzzo Alberto, Associazione Sportiva Dilettantistica Box Veronese, categoria Master 75-85 kg. Ne approfittiamo per ringraziare nuovamente tutti quanti le società e gli atleti intervenuti, i commissari, gli arbitri, i giudici, il medico di pugilato, i cronometristi e la tappezzeria auto Bagarini. Grazie. Pugili, grazie. Mettete qua. All'angolo rosso Fortunato Savino, all'angolo blu Patuzzo Alberto. Prima ripresa. Fuori i secondi.
inizio seconda ripresa. Qua, para que no vean con el pincho. Fuori i secondi. Inizio terza l'ultima ripresa. Incontro esuberante. Una presa per il tetto. Vince l'incontro l'angolo rosso. Si preparano i pugili per la gara 3, Battagliarini Matteo, angolo rosso. Associazione Padova Ring, categoria Master 75-85 kg, e all'angolo blu Lingoni Massimiliano, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria Master 75-85 kg. Si ricorda di togliere la mascherina sul ring e indossare il cassetto, grazie. Ricorda agli atleti prima di scendere al ring di salutare l'arbitro del pubblico.
Inizio prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa.
angolo. Io ho un po' di ansia. Adesso? Sì. Sì, la festa da tutti, voglio sapere che sono. C'è scritto la tua fai poi voglio vedere la faccia. Non lo so Vince l'incontro angolo blu. Un attimo. Si preparano Bonfante Dennis, angolo rosso, Accademia Pugilistica Legnago, categoria Master, 75-85 kg, e Cotton Luca, Accademia Pugilistica Romanese Luca, Master, 75-85 kg, angolo blu. Togliete la mascherina sul ring, per cortesia, indossate il caschetto sul ring, grazie. Scusate un attimo, veramente voi siete degli esperti, non sapete che io ve lo spieghi e quant'altro. Già in mezzo, questo qua vedete appena finito, e quelli che spiegate un attimo la filosofia, diciamo così, anche del valore, della valutazione tecnica del mezzo. Praticamente qua potrebbe sembrare, no, c'è uno che ha avuto una predominanza, tra virgolette, di azioni, eccetera, veramente prima di prima c'era, do le spiegazioni voi, e evidentemente possiate capire evidentemente qual è nel proseguo, saranno di moda che lo faccio, di quelle che sono le valutazioni. Il rosso appunto è la prima ripresa per anche l'esecuzione, i colpi, quant'altro, spostamenti alla vera vita. Il balè sembrava meno appariscente, però lui 2 o 3 combinazioni, la seconda e la terza, delle combinazioni tecniche dove ha portato il colpo a segno in una combinazione schivata e entrata, è quello che fa la differenza. Che sappiate che nel finale dell'allenamento basta anche una sola azione portata precisa con una certa difficoltà tecnica per vincere la ripresa. Ecco, questo è il massimo. Certo, non è semplicissimo, fare l'altra per la verità, però questo è il senso. Dopo questo c'è Leonardo? Sì. Dopo ti proponiamo la canocca, come quella di Leonardo. No, la maglietta. Vado a dargli No, basta pilla, fai una sola tua mano che dovete Inizio prima di prima.
Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. Dai, sul ritmo! Dai, su che è finita, Luca, dai! Luca, dai! Termine incontro. Vince l'incontro angolo blu. Si preparano per la gara 5 all'angolo rosso Campana Leonardo, associazione sportiva dilettantistica Cuba Box, categoria senior 55-65 kg, e Beringhelli Luca Indiano, angolo blu, associazione sportiva dilettantistica Treviso Ring, categoria senior 55-65 kg.
Ragazzi, una piccola nota tecnica: se qualcuno ha bisogno di dare un'occhiata al regolamento perché non si ricorda qualcosa, ce n'è una copia appesa in bacheca, ok? All'angolo rosso Campana Leonardo, Tuba Box, all'angolo blu Beringheli, Lotta Emiliano, Treviso Ring, grazie. Grazie. Inizio prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Tutte e due, bravo. Bravo Leo.
secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. Bravo Leo! Sì! Vai tu! Sì, così! Combina! 1, 2! Gira! Vai, gira! Vai, vai, 10! Vai Leo! Spingi destro, vai! Schiva! Bravo! Sì! Tu! Termine Bravissimo! l'incontro. Perfetto. Vince l'angolo rosso. Sì! Campana in mano. Si preparano all'angolo blu Filippo Edoardo, Accademia Sportiva New Erica, categoria senior 65-75 kg, e all'angolo rosso Delagnese Gabriel, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria senior 65-75 kg. Comunicazione di servizio cortesemente agli atleti, portare via tutto dagli spogliatoi e non sostare negli spogliatoi, grazie, se non è il tempo necessario. Grazie mille. Filippo Edoardo al ring. Vai su perché c'è il walkover. Il tuo avversario sta male. Sali. Come sta male? Adesso come funziona? Bisogna vedere contro. Vince l'incontro è walkover angolo blu. Filippo Edoardo. Si preparano all'angolo blu Passe Marco, box Badalotti, categoria senior 65-75 kg, e all'angolo rosso Museddu Fabio, Associazione Sportiva Dilettantistica Dinami, categoria senior 65-75 kg. Ricordiamo a tutti i ragazzi che questo non è un match di pugilato vero, ma è un match
dell'I-Box, con tutto il regolamento della Federazione Italiana del Pugilato. Ossia, si guarda solo la tecnica dei ragazzi, gli spostamenti, la difesa e il ritmo. Recuerdo a todos mis amigos de Latinoamérica que esto es una competencia de boxeo light, o sea, boxeo suave, donde se mira solamente la técnica de defensa, la técnica de ataque, el desplazamiento y la capacidad de ritmo. Y de aquí se ve, porque de aquí muchos boxeadores salen. Primero se hace este pequeño test, aprenden a usar el ring, aprenden a sentir la emoción de un público vero, de verdad, y la decisión de un árbitro arriba del ring. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa.
Guarda, vai a vedere il tabellone. Guarda quando combatte. Hai visto quando combatte? Ah, ma quello è un mes? Un mes vero quello? Termine l'incontro. Ma era 2 o 3 lì. No, quando il colpo deve arrivare, ma dopo la musica, dopo lei sia arrivato quello lì. Quello è stato allenato. Vince l'incontro angolo rosso. Michele Fa. No, io ho visto qua un bel colpetto lì. Si preparano gli atleti Ardizione Vittorio Padova Ring angolo blu, categoria senior 65-75 kg, e all'angolo rosso francese Christian, Accademia Sportiva New Berica, categoria senior 65-75 kg. Cortesemente ricordarsi il caschetto sul ring, grazie. Inizio prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio, terza ed ultima ripresa. Termine della terza ed ultima ripresa. Como han visto, muchos van suave, pero otra gente carga los hopes, se sienten. Ecco il verdetto, vince l'angolo blu, vittoria la sezione Paolo Badini. Saluto l'arbitro al termine dell'incontro, si preparano per la gara successiva. C'è Leonardo a questo, si vince alla finale. Io
All'angolo blu Minervino Gianluca dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria senior 65-75 kg, e Nicolò Mottin all'angolo rosso, Dinami, categoria senior 65-75 kg. Ricordate di indossare il caschetto su dei grazie. Inizio prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa.
Fuori i secondi. Inizio, terza ed ultima ripresa. Non si stanno picchiando? È un yes. Sì. No, ma mi tiro con il Termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro angolo rosso, Martini Colò, Associazione Giulia. Saluto all'arbitro. Si preparano all'angolo blu Borgia Lorenzo, box Badalotti, senior 65-75 kg, e all'angolo rosso Bricca Alessio della Treviso Ring, senior 65-75 kg. Che tecnica, bellissima. Il secondo si è smollato, il primo era un po' bloccato. Cosa gli hai detto all'angolo? Infatti quando dopo il primo minuto di fermata era maggio. Ogni aspetta è iscritti. Tutti gli iscritti. Ma ci sta, organizzarlo in casa, si fanno... Ecco, vedi, questo è un cover. Quello dopo, questo... in 30, questo ogni quanto mi sono iscritti. Vince per walkover, angolo rosso, Bricca Alessio, Treviso Ring. Non gli ho detto niente, chi viene a vedere? Si preparano Hai il tampone, se vuoi proviamo. gli atleti all'angolo blu Temori Matteo, Accademia Pugilistica Veronese Lunga, senior 65-75 kg, e all'angolo rosso Gonzales Diaz Jorge Luis, Accademia Sportiva New Verica, senior 65-75 kg.
Inizio prima ripresa. Bravo il microfono. Mancano 15, sono 9 minuti, sono 9 minuti, sono 6, questi sono un minuto. Parlando con un minuto perché io lo faccio 10. Un'ora e mezza. Questi sono Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa.
termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'angolo blu del Moro Matteo, Accademia Futuristica Veronese Ricci. Si preparano all'angolo blu Mori Mattia dell'associazione sportiva dilettantista Dinami, senior 65-75 kg, e all'angolo rosso Biancastelli Michele, Accademia Futuristica Veronese Ruga, senior 65-75 kg. Aveva detto di non rompere le scatole. Pelino in là e va. Sì, perfetto. No. Sapete che pagina è? Box on the road. YouTube. Ma stai facendo sulla ruga? No, no, sul mio. Ah, ok. Iscrivetevi al canale mio ragazzi, Box on the road. Domani c'è Mesh Bell a Padova. Oddio. Oddio. Adesso l'ha pensato. Ha iniziato la foto, quello blu. Hanno visto che sta premiando quelli che vanno, che la diamo davanti avanti per vedere
Dopo l'Aurora si continua a guardarla. Fuori i secondi. Sì, ragazzi, perché io gli ho scritto ragazzi, state battendo come telefono. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi. Non si scarica la batteria. Inizio. Vai al canale Militare Filippino. Quanti anni? Certo, vai. Aspetta, ma si scarica. La box è certo live. Vai su... Termina la terza e l'ultima ripresa. Vince angolo blu. Mauro Mattia Dinami. Si preparano all'angolo blu Lori Tommaso, Paola Ring, senior categoria 65-75 kg, e all'angolo rosso
David Jacopo, Accademia Sportiva Nuberta, categoria senior 65-75 kg. Si ricorda la mascherina fino a bordo ring e poi il caschetto sul ring, grazie. Inizio prima ripresa. Ma tra quanto fanno la pausa? Alle 1 fanno la pausa, dalle 1 alle 1 e mezza. Che ora è? Tra un'ora e mezza. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa.
fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. Una falta quella. Termine della terza ed ultima ripresa. Quindi andiamo avanti. Vince l'incontro angolo blu, Loro Tommaso Padova Ring. Si preparano all'angolo blu Facciolla Matteo, preciso ring segno 75-85 kg, e Frandini Fabrizio, angolo rosso, Dinami, categoria segno 75-85 kg. Ne approfittiamo per ringraziare ancora per l'organizzazione, per la presenza, tutte le squadre, le società, gli atleti, il presidente del comitato regionale, gli arbitri, i giudici, il medico, i cronometristi e tutti quanti hanno partecipato. Grazie. Inizio prima ripresa.
poi i secondi. Inizio la seconda ripresa. Fine seconda ripresa. Passerà direttamente. Già è in finale. Ah, deve giocare, deve vincere per passare. Piccolino con le 3. Quella lì. Ok, a piccolino. Sì, infatti. Fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. No, guarda che poi fra un po' ci vediamo con quello. Lasciatelo. Come? Spagni qua si possono usare? Sì, sì. Buono quel destro. Termina la terza ed ultima ripresa. Ma questa era la diretta o no? No, quella è un'altra pagina. Come si chiama questa pagina? Box on the road. Vieni. Tutto attaccato. Ah, questo qua come puoi Box tenere? on the road. Vuoi che te lo scrivo? Sì, grazie. Già un'ora e mezza. Scrivete anche. Questo. Bravo, grazie. Ma sta sempre dopo non si cambia, no? No. Dopo non si spegne il cellulare, no, fino alla sera. Allora uno lo stacco, lo attacco di nuovo. Vince l'incontro l'angolo blu. Facciolla Matteo Trevisolini. Ah, quando lo stacchi all'una, quando è che Si preparano angolo blu Veronesi Giovanni, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria senior 75-85 kg, e all'angolo rosso Genova Rubens, Accademia Sportiva Iberica, categoria senior 75-85 kg. Bello aver questo
Inizio prima ripresa. Estos neoboxeadores se la están dando, ¿eh? En realidad no tenían ni que llegar fuerte con los golpes, pero están llegando con los golpes fuertes. Vemos el ángulo rojo muy agresivo. En este tipo de torneo sería llamado. Porque esto, recordemos lo que se llama light box. No pueden andar con toda la potencia de su golpe, pero el árbitro está dejando andar. Ahí lo vemos que llama. Fine prima ripresa. Sono 9:30, perché ci sono stati 2 ritiri, quindi è UNESCO, però in realtà è UNESCO prima di dopo saranno un'ora e mezza, per me, sì, qua dopo la pausa Fuori 10 secondi. Sì, mi sa che c'è anche la pausa in mezzo, quindi non mi raccomando prima della pausa. Inizio seconda ripresa. Con la pausa, vediamo. Avvocato, mangiamo. Anche adesso, ne ho preso Se mi hubiera fatto una bellezza piccolina, o sede. Fine seconda ripresa. Fuori 10 secondi. Inizio terza e ultima ripresa. Meglio con la mascherina, mettiti la mascherina. No, era meglio.
C'era gente che usava la mascherina per toccare il naso, che il gruppo lo prendeva. Come in Cina. In Cina prima, il torneo dei snooker, siete bene? Fanno un po' titolo con un po' colore nero, basta. Illumina. La terza e l'ultima ripresa. Les recuerdo que dentro de una hora vamos en pausa y se regresa a la 1:30. Ragazzi, dentro di mezz'ora andiamo in pausa e torniamo alla 1:30, 13:30. Bene, va. Fai anche tu? Sì, faccio dopo. Dovete controllare la patata sotto? Vince l'incontro angolo rosso, Genova Rubens, Accademia Sportiva Nivelle. Si preparano per l'incontro successivo. Salutare. Si preparano per l'incontro successivo all'angolo blu Giolini Sommi, Treviso Ring, categoria senior 75-85 kg, e Girelli Massimiliano all'angolo rosso Box Badalotti, categoria senior 75-85 kg. Ricordiamo al pubblico di avvicinarsi se si vuole mangiare bene all'esterno per evitare assembramenti. Grazie. Inizio prima ripresa. Fine prima ripresa.
fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. A termine la seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. Ricordiamo tutti che questo è l'high box, niente fondamenti, ma ci sono ragazzi che buttano il colpo un po' forte. E mi gente latina, esto es boxeo sin contacto fuerte, ¿ok? Se llama light box. O sea, suave, suave, pero veo que muchos tienen el golpe fuerte. Termine la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro l'angolo rosso Girelli Massimiliano, box Badalocchi. Si preparano all'angolo blu Marzigalli Andrea della pugilistica Scaligera e all'angolo rosso Rustani Claudio dell'Accademia Pugilistica Bolognese Ruda, categoria senior 75-85 kg.
Inizio prima ripresa. Fine prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fine seconda ripresa.
fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. Termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro angolo blu, Martigalli Andrea, pugilistica Saligera. Si preparano per la categoria senior 75-85 kg, all'angolo blu Hilton Anthony, Padova Ring, all'angolo rosso Balacom Vadim della Treviso Ring. Inizio prima ripresa. Vai di sinistro, Anthony! Termina la prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Vai! Sinistro, Anthony, sinistro! Sinistro! Vai Roberto! Dentro fuori, dentro, vai! Sì, buono! Gira! Termina la seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. Eccolo, vai, così, Anthony, vai! Vai, Anthony, vai! Vai, bella, vai, Anthony, certo, vai! Sì, così, Anthony, sei lontano, vai! Anthony, vai, certo! Termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro angolo rosso. Valaco Badin, Treviso. Prossimo incontro è valido per i quarti di finale, categoria Master 65-75 kg, all'angolo blu Masiero Daniele Padova Ring,
All'angolo Portoghese Emanuele, pugilistica Scaligera. Ringraziamo nuovamente tutte le società e gli atleti intervenuti, il Presidente del Comitato regionale, il Commissario, gli arbitri, i giudici, il medico, il vigilato, il comando la caffetteria Auto Pagarini. Grazie. Inizio la prima ripresa. Bella Daniele, vai! Chiude la prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio del secondo ripresa. Chiude la seconda ripresa.
fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. La terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro l'angolo blu, Marziero Daniele, Paolo Ringo. Si preparano per l'incontro successivo all'angolo blu Avila Salvatore, Accademia Pugilistica Legnago, all'angolo rosso Lazzarini Massimo, Alex Boxing, categoria Master 65-75 kg. Metti la mascherina per favore. Metti la mascherina per favore. Vince l'incontro per walkover Lazzarini Massimo, Ares Boxing. Si preparano per il prossimo incontro Manfron Carlo, angolo blu, Dinami Box, e Bacco Livio, all'angolo rosso, Padova Ring, categoria Master 65-75 kg.
Vince l'incontro l'angolo blu Manfron Carlo, Dinami Box per walkover. Si preparano per l'incontro successivo all'angolo blu Bassilongo David, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, e all'angolo rosso Torrioli Federico, Accademia Pugilistica Legnago, categoria Master 65-75 kg. Bravo. Ciao. Bravo, bravo. Grazie. Bravo da te. Inizio prima ripresa. Vai David! Allora, c'ho i crackers integrali e 2 mele. Termina la prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio secondo ripresa. Dai, su, tranquillo!
Termina la seconda. Hai fatto il secondo? Guarda a farlo. Cioè, Fuori il secondo. sì, le 12:30. 12:30. C'è la stronza di merda che legge tu. Mi viene a spaccare la faccia perché ogni volta ero in chiamata. Inizia la terza e ultima ripresa. Continuazione, facilitatori. E poi fa, cioè, ci prova a fare così tecnica, eccetera. Dio santo. Però hai visto, è grossa e ti piace. Anche, ma sì, non te la mangi quella lì, tranquilla. Io sto guardando un po' di gente, sto cercando di trovare il mio avversario, però secondo me uno è dove è andato? Sono anche fuori comunque. Sì. Sì. Però uno mi sa che è sotto proprio le scarpe grigie, col telefono in mano. Secondo me uno, più o meno del mio peso. Poi gli altri non vedo. Il maestro mi ha messo qua a guardare la telecamera finché è andato a mangiare. Io vado in bagno, io quello là è il bagno, giusto? Non so, quello non so se è degli uomini. Quelli lì che stanno. Termina la terza e ultima Prima è ripresa. quello degli uomini, poi guarda il secondo, eccolo. Te lo giuro, guarda che era tutta Ammazza. Vince l'angolo blu. Castiglione Derby. Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Mingoni Massimiliano, Accademia Pugilistica Veronese, e all'angolo rosso Fortunato Savino, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria Master 75-85 kg. Stai andando a mangiare. Inizio prima ripresa.
Cazzo, ma siamo alla 22. Oh capitano, te lo giuro, sono preciso di giocare lei che è così. Siamo alla 22esima, fra un po' tocca a me, vado un attimo in bagno. Un po' vado un attimo in bagno. Sì, so io. Termina la prima ripresa. Fuori i secondi. Inizia seconda ripresa. Inizia la seconda ripresa. Siamo alla 31esima, siamo alla 23. Questa qua è Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. No, quelli là seduti, sono quelli, sì. Sì. Inizia la terza ed ultima ripresa.
Ciao. Vince l'incontro angolo blu. Ingoni Massimiliano. Perché sono già in finale. Ma nel tabellone No, non è in quel tabellone ma quello di là. Quindi Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Bagarini Riccardo, Accademia Pugilistica Veronese, e all'angolo rosso David Filippo, Accademia Pugilistica Legnago, categoria Master 75-85 kg. È alto, cazzo. Però così. Tanto sì. Dai, secondo me. Va. Inizia la prima ripresa. Termina la prima ripresa. Io guardo, sto durando 162 minuti. Io voglio esplodere il telefono. Porca puttana. Spero che abbia ricarica, cazzo. Chi è che la sta guardando? Vediamo. Ah, ma non si può vedere? Non so. Cazzo, volevo vedere i commenti. Fuori i secondi. No. Non si può mica vedere. Inizia la seconda ripresa.
Vabbè, anche più o meno c'è la stessa cosa mia, alla fine anche c'è Termina la seconda ripresa. E poi torni completamente con bravo lì. Sì, è vero. No, ma secondo me no. O forse... Io ci sono queste con l'altro e tu. Sì, esatto. Fuori i secondi. Sì, fanno parte, sembra della stessa palestra. Inizia la terza ed ultima ripresa. Termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro angolo rosso da un minuto, Accademia Pugilistica Leonardo. Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Ferraro Nicola, Accademia Pugilistica Veronese Luga, e all'angolo rosso Scotton Luca, sono qua, dovete sentarti, ho mangiato. Maestro, sono fra un po' io. Continua a guardarlo. Ricordiamo cortesemente di tenere le mascherine e mantenere le distanze interpersonali. Fra un po' tocca a me. Dopo? No, fra un po', 8, 9. 8 9 mai? Sì, ok, abbiamo vinto. Secondo me io Tu? per lei. Ho paura di non sparare. Sono venuti nella nostra postazione.
Inizio prima ripresa. Termina la prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Termina la seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizia la terza e l'ultima ripresa. Più o meno, ma è troppo larga, vero? Esto me gustaba cuando se veía el Ruga. También, que era. Lo so, me hanno fatto pubblicità lì. Es verdad. ¿Tú de dónde eres? Venezuela. Coño, hermano. ¿De cuándo? Cuba, usted. Sí.
termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro angolo blu, Nicola Ferraro. Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Giorgino Alessandro Padova Ring, all'angolo rosso Luca Mignoli, Accademia Pugilistica Veronese Ruda, categoria master 75-85 kg. Inizia la prima ripresa. Fine prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fine della seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. Termina la terza ed ultima ripresa. Vince incontro l'angolo rosso, Luca Mignoli. Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Tarisi Giacomo, Treviso Ring e Maccarone Samuel, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria Master 85 kg oltre. Dopo questo incontro ce ne saranno altri 3, poi avremo una piccola pausa per una mezz'oretta. Quindi finiamo con Biasi Emiliano, Martungeli Andrea e poi ricominciamo con la gara 31. Grazie.
sei il fotografo ufficiale. Come non combattere? Dopo la pausa alla fine, mi stavo scaldando quando dopo una pausa e quindi se arrivano al 30 io sono al 32. Vedi che sfiga. Inizio prima ripresa. Fine della prima ripresa. Sì. Corri i secondi. Inizio seconda ripresa. Fine della seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa.
Termina la terza ed ultima ripresa. Vince l'incontro angolo blu. Davide Giacomo, Treviso Rio. Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Gattini Alessandro della Padova Ring e all'angolo rosso Gianni Manuel, Accademia Sportiva Iberica, categoria Master 85 kg. C'è questo. Inizio prima ripresa. Termina la prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio del secondo set. Termina la seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio la terza e l'ultima ripresa. Termina la terza e l'ultima ripresa. Incontro, angolo blu, Gattini Alessandro. Si preparano per il prossimo incontro all'angolo blu Adriani Federico, Accademia Sportiva Numerica, e Dinuzio Carlo all'angolo rosso, Accademia Pugilistica Gronica, categoria Master 85 kg.
Due incontri in più e andiamo alla pausa, ragazzi. Dos peleas más y nos vamos a la pausa. Así que no se lo pierdan, después reentramos con 20 mesh de Livebox. Sei pericoloso. Io perché? Sei pericoloso. No, sono buono io, sono nero. Ogni tanto mi dice sotto quella così, mentre corro, quello è bellissimo. Inizio prima ripresa. Ancora terra tirando però. Sì, ma l'hai pesante, tutto in quattro. Andava troppo. Ossa, tutti i colpi era caricato. Tutti. Termina la prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Ma veloci però, Termina la seconda ripresa.
Fuori i secondi. Inizio terza ed ultima ripresa. La terza ed ultima ripresa. Penultimo match. Dopo andiamo in pausa ragazzi per 45 minuti e ritorniamo con sempre l'iBox Veneto, torneo regional. Mi gente linda, después de la próxima pelea tenemos otra pelea y nos vamos en pausa con 45 minutos y regresamos siempre desde Italia en Veneto con 30 más de boxeo dilettante. Si preparano per il prossimo incontro, che sarà l'ultimo prima di una pausa di circa mezz'ora, all'angolo blu Marco Angeli Andrea, ASD Box Veronese, e all'angolo rosso Biagi Emiliano. Dentro de 10 minutos nos vamos en pausa. Me moví en pausa dentro de 10 minutos, ragazzi miei. Inizio prima ripresa.
nella prima ripresa. Un minuto è morto. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Termina la seconda ripresa. Tutti quelli che sono collegati adesso andiamo in pausa dopo questi match e ritorniamo in mezz'oretta, va bene? Non perdete l'evento del pomeriggio che la Cuba Box ha 3 pugili in semifinale e c'è la rappresentativa anche della Maidomi Vicenza. Ultimo round entre la Ruga Box e la Bobolone Box. Il tuo allievo è passato? Sì. Sì, sì. Fuori i secondi. 2 in finale e 1 in semifinale. Ma che categoria? 60 kg. 60 kg. Inizia la terza e ultima ripresa. E dopo subito della pausa va Leonardo Cuba Box, alias el Bultier. Ragazzi, non perdete quel match. Nuestro representante. No, no, ma quella è se no hai fatto Oggi fanno solo light. E tu hai adesso la prima volta che vai su il ring? Non è facile. Sono 18 anni che sono maestro qua a Vicenza. 18 anni. Conosci qualcuno? Termina la terza e ultima ripresa. Alex Rapper. Il peruviano. Peruviano, sì, dov'è la palestra mia? Viene da una palestra nostra adesso. Sì, sì. Ragazzi, dopo il veredetto queste ci scolleghiamo e ci vediamo dentro mezz'oretta, quindi tornate con noi, simplemente andiamo a mangiare e a ricaricare la batteria, va bene? E così finisce la prima sessione di questo torneo Triveneto della Gym Box alla Ruga Verona Ci Box. fermiamo per mezz'oretta circa, ricominceremo
e ci vediamo dentro mezz'ora. Cristian Campana Leonardo E Leonardo Campana della Cuba Box. Ci vediamo ragazzi.